Benvenuti a questo nuovo appuntamento con A Voi la Linea. In apertura la situazione migranti con il grido d'allarme della sindaca di Gradisca, Linda Tomasinsic, che chiede aiuto agli altri comuni, alla Regione e al Ministero. Per fare il punto della situazione ci colleghiamo in diretta con Gorizia. Il collega Alberto Comisso ha raggiunto il questore Paolo Gropuzzo. A te la linea, Alberto. Grazie Monica e ben ritrovati ovviamente a tutti i nostri telespettatori. Hai detto benissimo il grido d'aiuto lanciato dalla sindaca del comune di, appunto di Gradisca di Isonzo, che riguarda però tutto l'Isontino, quasi tutta, diciamo così, anche la Venezia Giulia e il Friuli. Un grido d'allarme, la situazione è diventata molto pesante. Dall'anno scorso gli arrivi dei migranti sono addirittura raddoppiati, non ce la facciamo più e soprattutto insomma c'è una situazione anche, non diciamo di insicurezza, ma anche di scarso decoro. Noi abbiamo fatto una panoramica della situazione, abbiamo sentito cittadini, abbiamo sentito anche poi direttamente alcuni migranti, vi proporremo poi alcuni servizi, ma ci troviamo nella sede della questura di Gorizia col signor questore Paolo Gropuzzo, che io ringrazio e ovviamente che saluto. Grazie signor questore, so che ci sono delle interlocuzioni importanti con il prefetto. Qual è la situazione dal punto di vista tecnico e soprattutto riusciremo a trovare la quadra? Beh, saluto tra l'altro tutti, ma il fenomeno non è un fenomeno che riguarda ovviamente nel nostro caso solamente una provincia o più province, o comunque, come ben sappiamo, non è un fenomeno che riguarda una parte dell'Italia. A causa della nostra situazione geografica e geopolitica noi abbiamo degli arrivi cospicui a sud, e questi sempre più consistenti da quelle che ormai sono diventate due rotte balcaniche. Queste sono analisi basate anche sui dati di fatto che riceviamo dagli altri paesi tramite i nostri ufficiali di collegamento. Di recente abbiamo fatto delle riunioni con il centro per questi motivi. Si può sostanziare così. In realtà quello che era diventato un piccolo rallentamento dovuto anche in parte alla pandemia, adesso ha ripreso con grandissima intensità, sia dalla parte balcanica stretta, in maniera molto significativa, e quella più classica che era la cosiddetta balcanica adriatica. In realtà c'è anche addirittura una sorta di secondo flusso secondario che, facendo la balcanica, entra in Italia addirittura da Brennero e da Tarvisio, per poi però giungere qui. Quindi o a Gorizia o a Trieste. Trieste è messa più sotto stress da una situazione forse più logisticamente razionale per giungere in fondo a destra, come dico io sono di Trieste, quindi i triestini non si offenderanno. In realtà ci sono altri due elementi. Innanzitutto una situazione che comporta anche delle novità sul tipo di etnie. Stiamo addirittura, e voi vi direte, è incredibile, avendo dei cubani, avendo degli egiziani, avendo dei pakistani, che non è una novità, ma che ci dicono ma noi siamo venuti da sud perché ci dicono che qua si trova posto. In realtà noi abbiamo un solo CARA in regione, che è quello di Gorizia, più un'accoglienza diffusa a Trieste e sia nel friulano che nella destra Isonzo. Chi in questo momento sta veramente pagando pegno siamo soprattutto Trieste e noi, con il famoso overbooking, chiamiamolo così, di Gradisca, il quale l'accoglienza in senso stretto come il CARA e ciò che ne consegue, come qualsiasi tipo di accoglienza, viene gestito dalle prefetture, ma ciò non toglie che siamo per forza interconnessi, perché vi possono essere dei riflessi vista la permanenza, cosa anche questa è una novità. Anche questo pare incredibile, ma sia un discorso di passaparola, cioè che magari arriva in ritardo. Io 10 giorni fa chiamo il mio amico e dice no, dove sei? Ah, sono a Zagabria, bene, guarda, qua si sta bene, c'è un campeggio, lo chiamano camp, no, come sapete, e poi in realtà quando arrivi qua devi aspettare 10-15 giorni. In realtà noi riteniamo che, a parte gli sforzi immensi che sta facendo sia il Dipartimento delle Libertà Civili, da cui ovviamente viene gestita la situazione attraverso le prefetture, per decongestionare costantemente, so che fra poco verranno decongestionate un'altra cifra consistente da Gradisca, e già sono successi questi decongestionamenti. Si parla di 400 persone di già, no? Da luglio. Trasferimenti veramente sostanziosi che è riuscito a ottenere il prefetto, mostrando, abbiamo avuto l'altra settimana una videoconferenza con il prefetto Ferrandino, che insomma sta a capo delle Libertà Civili e Immigrazione. C'è un terzo elemento che sta, perché poi la gente non capisce, ma perché sta aumentando? Noi non dobbiamo dimenticare
che ci sono anche dei fattori tecnici. Faccio un esempio, non tutti lo sanno, ma la Serbia e la Romania, che fanno parte una della rotta balcanica alta e una, la Serbia, della rotta balcanico-adriatica, hanno aperto a visti di ingresso molto facili da ottenere per Pakistan, per Burundi, per Cuba. Ecco perché prima ho parlato di cubani. Allora Sono tutti da lì, quindi. E allora io posso prendere un aereo, arrivare, faccio un esempio, in Romania o in Serbia, a seconda delle etnie, e da lì partire. Poi c'è anche chi fa dei viaggi molto più cospicui. Poi c'è il discorso che un'accoglienza in questi termini dovrebbe essere dissuasiva, per vari motivi. In questo momento non dimentichiamo che c'erano anche dei poli di attrazione come potevano essere le vendemmie, e quindi perché loro nel momento in cui si formalizzano possono lavorare in attesa delle determinazioni della commissione, eccetera. Il problema poi c'è un altro: noi avevamo uno strumento come la riammissione, che era uno strumento giuridico derivato da un trattato bilaterale con la Slovenia e da loro gestito. Qualcuno insinua chissà quali nefandezze. In realtà erano i sloveni che valutavano i requisiti necessari nell'ambito del trattato bilaterale della riammissione. Cosa succedeva quando vi erano le prove che in Slovenia c'erano già stati, e va a finire, si annullavano gli effetti un po' bradipeschi, un po' molto lenti, che deriva dalle norme di Dublino, perché le norme di Dublino sono sempre quelle che ci, diciamo, distruggono, perché in realtà si rimandano poi le persone nel primo paese in cui hanno chiesto accoglienza. Se succede che invece tu scopri che l'hanno fatto in Romania o l'hanno fatto in Slovenia, nel caso della Slovenia lo potevamo fare, ma adesso non più, perché le riammissioni, nel momento in cui c'è una persona che tu vedi passare il confine, anche fossimo, come diceva qualcuno, 8 milioni di colleghi di ogni genere, perché partecipano tutti alla guardiania delle frontiere, in realtà nel momento in cui passa e chiede asilo io non posso più fare nulla, neanche più applicare quel Dublino accelerato, noi lo chiamavamo chiuso in giorno, che è la riammissione in Slovenia, anche se fra 3 anni verrà fuori che li possiamo mandare in Slovenia, ma chissà dove all'epoca ormai saranno. Ecco, signor Questore, invece, allarme e sicurezza, si può parlare di situazioni, diciamo, che stanno facendo preoccupare i cittadini. Abbiamo visto a Gradisca di Sonzo bivaccare decine di persone, ecco, cittadini che dicono: noi non sappiamo chi sono queste persone, ci dobbiamo preoccupare, c'è stata un'escalation di reati o di situazioni predatorie. Allora, innanzitutto io capisco perfettamente, diciamo, l'allarme della popolazione, perché sono fenomeni, come peraltro a Trieste, a cui né Trieste né Gorizia e men che meno Gradisca, che è un centro ancora più piccolo, erano abituati, ovvero sia la permanenza, il bivaccare. Da un punto di vista squisitamente, diciamo, criminale, lo sa anche chi ci abita, non è successo che si siano immediatamente in maniera esponenziale aumentati i reati di qualsiasi genere. C'è il grosso disagio di vedere della gente che ovviamente non è della tua cittadina, che è accampata, anche con delle conseguenze, diciamo, come dire, estremamente molto fastidiose dal punto di vista dell'igiene, della sanità, è il fatto di non essere abituati a un fenomeno del genere. Quindi, premesso che si sta, come abbiamo parlato prima, adottando tutto quello che si può fare, si sta adottando anche da parte nostra una particolare attenzione dal punto di vista della nostra presenza. Verso quei territori. Ma la nostra presenza, io lo spiego molto chiaramente, perché non sono abituato a prendere in giro nessuno, non implica che arriva la volante o i carabinieri di Gradisca, poveracci, perché poi sono tutti accampati davanti a loro, e dice: adesso prendete e vi portiamo da un'altra parte, qua non potete stare. Non è così. Quindi so che si chiede tanta pazienza, dal punto di vista criminale l'inciviltà non c'è, si abbia fiducia che la decongestione ci sarà. Signor Questore, io la ringrazio Paolo Gropuzzo, avremo sicuramente modo e occasione per parlarne assieme. Monica, a voi la linea. Grazie Alberto, noi cambiamo decisamente pagina, cresce la richiesta di installazione di impianti fotovoltaici, ma i pannelli si trovano a fatica. Chi intende risparmiare sulla bolletta ricorrendo a questa tecnologia dovrà aspettare come minimo 3 o 4 mesi, se non addirittura un anno. Sole pieno, giornata ideale per far funzionare a pieno l'impianto fotovoltaico. Ecco, è vero, oggi è proprio la giornata ideale, ne parliamo con uno degli installatori di Confartigianato, Roberto Tomasetti. Sono giornate ideali, tanto il sole ci aiuta in questo caro bollette e ci dà la possibilità di usufruire di energia gratis e abbattere questi costi che sono veramente
sempre più sentiti delle bollette elettriche, no? In questo momento sul mercato c'è una forte richiesta anche dall'utente privato che si sente particolarmente colpito da questi carri bollette, per cui c'è una forte richiesta di fare nuovi impianti o di ampliamenti nelle case private, no? Peccato che si debba aspettare un po'. No, un po' troppo, perché vi manca il materiale. Assolutamente, no? Che, come vi stavo dicendo, siccome questa grossa richiesta è anche un momento di mercato molto difficile, c'è difficoltà a reperire materiali, no? C'è una lista di attesa lunghissima anche per avere dei pannelli fotovoltaici o inverter. In questo momento sul mercato c'è una scarsa disponibilità, no? Per cui ci sono grosse liste di attesa anche per poter sviluppare questi impianti, no? Ad esempio, quanti mesi d'attesa? Si parla di 3-4 mesi minimo di attesa, no? Pianificando i lavori in modo corretto. Su grossi impianti si parla anche di molto di più. Ecco, infatti anche nella sua azienda lei non ha giacenze, non ha un pannello libero neanche... Purtroppo avere un pannello in questo momento sarebbe una cosa molto buona, perché mi permetterebbe di soddisfare qualche altro cliente, no? In questo momento si sta sviluppando molti impianti anche di grosse entità in modo da poter anche aiutare nel riscaldamento, no? Per le pompe di calore e quant'altro, e riuscire a battere il più possibile i costi, no? Ecco, mediamente qual è l'abbattimento dei costi di consumo d'energia in una famiglia comune? Con un impianto fotovoltaico normale, senza batterie di accumulo, si riesce ad abbattere al 50% senza problemi. Con una corretta cura dei consumi, stando un attimino considerando la possibilità di usufruire energia elettrica durante il giorno, si riesce a aumentare questa percentuale. Le batterie ci danno un aiuto in più, no? Le batterie ci possono accomunare energia elettrica durante il giorno e cedercela la sera, magari quando si è tutti a casa, e per cui avere un ulteriore vantaggio di poter usufruire di questa energia gratis, no? E adesso ci colleghiamo con Daniele Paroni, che si trova assieme al presidente regionale di Confartigianato, Graziano Tilatti, per commentare l'annunciato sblocco di crediti per 100 milioni di euro maturati grazie al 110% e altri bonus. In pratica è stato alleggerito l'iter per la cessione dei crediti, agevolando chi deve cederli e chi deve gestirli. Graziano Tilatti, presidente regionale di Confartigianato. C'è una buona notizia, sono stati liberati dall'Agenzia delle Entrate ben 100 milioni di euro. Che cosa cambia? No, cambia che a seguito della circolare interpretativa dell'Agenzia delle Entrate, che fa seguito al decreto aiuti bis, diciamo sono chiarite le responsabilità dei vari attori, e quindi si liberano 100 milioni di crediti che erano in pancia alle piccole imprese che avevano eseguito i lavori o con lo sconto di fattura, o erano in attesa che le banche potessero renderle liquide. Quindi per l'economia della piccola e microimpresa è una boccata di ossigeno, perché questi crediti stavano mettendo in difficoltà finanziarie tutto il sistema che ruota intorno alla casa. Quindi un plauso con Confartigianato Nazionale per aver fatto un'opera di pressione sul governo, e a sua volta poi abbiamo ottenuto i risultati con questa circolare interpretativa dell'Agenzia delle Entrate. Però proprio praticamente, per spiegarlo ai nostri telespettatori, che cosa succede adesso? No, succede che le banche a loro volta, che avevano in pancia questi crediti, possono venderle, e quindi si libera la capacità di erogare o di acquisire ulteriori crediti, e quindi rimette in moto un canale finanziario che si era momentaneamente interrotto. Questo dà ossigeno a tutto il comparto della casa che opera intorno alla casa, e credo che diciamo non potrà che fare bene, quindi spero che questa volta si sono chiarite anche le responsabilità nei vari passaggi dei crediti, quindi adesso la filiera speriamo non si inceppi più, perché ormai si è chiarito tutto ciò che doveva essere chiarito intorno alla cessione dei bonus.
Tilati, questi 100 milioni come sono maturati? Sono maturati facendo lavori in questa regione, quindi vuol dire che ci sono stati 100 milioni di lavoro non solo nel 110, ma tutti nella partita dei bonus, nella riqualificazione energetica, nella riqualificazione sismica, e che le imprese avevano ricevuto parte con sconto in fattura e parte avevano chiesto di cederli questi crediti, di cederli alle banche, e le banche, per la nota difficoltà di chiarire a chi stava in capo se ogni ulteriore cessionario, cioè ognuno che acquistava il credito, dovesse rifare tutto l'iter di controllo iniziale, invece è stata chiarita che una volta fatta la pratica che osserva tutti i crismi previsti dalla legge, il terzo basta che riceva tutta la documentazione e non ha più l'obbligo di ripristinare tutto questo controllo sull'operazione. Credo che a questo punto, diciamo, dovrebbe essere tracciata anche la strada per i futuri crediti, che magari con intensità diverse, ma noi crediamo che siano l'unica strada praticabile per il recupero del patrimonio edilizio, ma in particolare per rendere efficienti sotto il profilo energetico tutto il patrimonio. E a questo punto osiamo sperare che il nuovo governo lo faccia non solo per la residenza, ma lo faccia per i luoghi per le fabbriche, per i capannoni, per le botteghe, per il luogo dove si accoglie gente, perché questo sarebbe una boccata di ossigeno, una risposta all'ambiente e ai costi dell'energia. Io ringrazio Graziano Tilati, presidente regionale di Confartigianato. Restituisco la linea allo studio. E dallo studio vi avvisiamo che ci separiamo per una breve pausa pubblicitaria, ci ritroviamo subito dopo. Bentrovati alla seconda parte di A Voi la Linea. Il progetto accoglienza di ABC, Associazione Bambini Chirurgici del Burlo, è stato scelto dai soci Coop Alleanza 3.0 di Friuli Venezia Giulia e Veneto e verrà finanziato con 13.000 euro a sostegno delle famiglie che devono raggiungere Trieste per curare i loro bambini al Burlo. Presidente, i soci Coop hanno scelto ABC per un anno, un messaggio importante, un sostegno concreto alle tante famiglie che hanno bisogno di assistenza. Sì, intanto diamo una mano a un'eccellenza e quindi siamo molto orgogliosi di dare il nostro contributo veramente a un'eccellenza in campo sanitario. I nostri soci, perché ci tengo a sottolineare che è una scelta che i soci del Triveneto hanno fatto, è una scelta che si muove sul terreno della solidarietà e quindi della capacità che vogliamo avere di dare una mano nei territori, poi in questo caso parliamo di bambini, parliamo di genitori che possono avere dei problemi, quindi è ancor più per noi una scelta vincente. Questo è anche l'impegno della grande distribuzione, cioè supportare realtà magari piccole o più grandi che sono impegnate sul sociale, sui singoli territori? È un impegno della cooperazione, cioè noi siamo non solo un'azienda di grande distribuzione, ma siamo un'azienda che ha oltre 2 milioni di soci, quindi i nostri padroni sono 2 milioni e 200 mila soci, radicati sul territorio e che quindi hanno una costante attenzione ai problemi del territorio. Quindi la cooperazione è una roba strana forse per certi versi, perché da una parte è impresa, ma dall'altra parte ha una responsabilità sociale che gli deriva dalla sua proprietà. Come sta Coop? È stato un anno particolare, sono stati anni particolari, però la grande distribuzione è stata anche forse di supporto in questo momento. Sì, sono stati anni terribili, prima la pandemia, poi quella che oggi tutti ormai definiamo un'economia di guerra. Abbiamo cercato non solo di tenere il punto dal punto di vista economico, ma anche per quanto riguarda la nostra cooperativa, dare attenzione alla solidarietà ai territori che in questo momento ne hanno veramente bisogno, quindi rafforzare nella crisi il ruolo sociale della cooperazione. Direttrice, il sostegno di Coop che deriva però dalla richiesta dei soci, questo è forse il segnale più bello che vi dà più soddisfazione?
Sicuramente sì, è davvero la comunità che si muove per la comunità e questa è una cosa che ci dà estrema soddisfazione. Un po' il concetto che abbiamo sempre cercato di muovere nel momento in cui abbiamo stimolato il territorio, quindi Friuli Venezia Giulia, Veneto e tutta la parte che sta vicino all'ospedale materno infantile Burlo Garofalo, in questo caso alla chirurgia e quindi anche ad ABC. Sappiamo come l'ospedale Burlo sia un ospedale di attrattività non solo regionale ma anche appunto extraregionale. Il Triveneto è importantissimo come bacino di utenza per il Burlo, lo vediamo anche all'interno dell'associazione di ABC, quante famiglie noi accogliamo in questo senso, e il fatto di poter sapere che chi ha contribuito ad una casa, in questo caso ad un alloggio gratuito per un anno, sono coloro i quali poi in realtà possono beneficiare poi all'interno del territorio, è davvero una grande soddisfazione. Ci occupiamo adesso di sport perché mancano meno di 100 giorni a EIOF, il Festival Olimpico della Gioventù Europea. 2400 le persone attese tra atleti e tecnici nelle diverse località di gara che abbracciano tutto l'arco montano. Abbiamo fatto il punto con Maurizio Dunhofer. Manca ormai davvero poco all'avvio di EIOF, si avvicina al 2023 che appunto nella nostra regione comincerà con il Festival Olimpico della Gioventù Europea. Con Maurizio Dunhofer facciamo il punto su proprio a che punto è la macchina organizzativa per questo grandissimo evento. Siamo sotto i 100 giorni, quindi siamo rush finale. La macchina operativa già è in moto da parecchi anni, stiamo lavorando, stiamo programmando, tutto è pronto per quanto a ospitare i 1300 atleti, più tutti i tecnici, arriviamo a 2400 persone. Un evento che si chiama proprio EIOF Friuli Venezia Giulia perché coinvolgerà tutta la regione. Esattamente, l'abbiamo voluto chiamare proprio Friuli Venezia Giulia, di solito è una località, è una città candidata per un evento del genere, noi abbiamo voluto fare questo perché coinvolgiamo tutte le località della montagna, partiamo da Tarvisio, passiamo tutta la Carnia, andiamo nel Pordenonese, ma arriviamo anche in città, a Udine avremo il torneo di hockey per quanto riguarda i maschi e faremo 2 uscite internazionali, quindi a Planizza per quanto riguarda il salto e la combinata, quindi Slovenia, in Austria per il torneo di hockey delle donne a Spittal. Ecco, in questi meno di 100 giorni che mancano ci saranno però degli eventi importanti, già a partire anche dalle prossime settimane. Mercoledì prossimo presentiamo la mascotte e la mascotte di EIOF sarà una cosa molto simpatica. A Trieste presenteremo in Piazza Unità proprio la presentazione della mascotte, ma perché in Piazza Unità? Perché poi il 21 sarà la cerimonia di apertura di EIOF a Trieste e la chiusura sarà a Udine qui in città. Per quanto riguarda invece il 4 di novembre accendiamo la fiaccola olimpica a Roma, che è la sede del Comitato Olimpico, e farà tutto il giro, tutto il tour per l'Italia, passando in 2 località molto importanti, Milano e Cortina, che saranno i prossimi eventi per le Olimpiadi 2026. Insomma, a gennaio ci si potrà godere davvero lo spettacolo di coloro che tra l'altro saranno gli atleti, i migliori atleti del futuro, perché questo è EIOF. Esatto, questo è proprio il loro futuro, saranno tutti gli atleti che saranno qui, noi ci auguriamo che tantissimi, ma siamo sicuri che saranno poi a Cortina 2026, Milano Cortina 2026 con i nuovi sport, perché noi avremo 14 discipline e saranno tutte quelle che saranno a Milano Cortina 2026. Non ci sarà solo questo, ma le comunità verranno anche fortemente coinvolte, cioè intendo il vostro obiettivo come comitato organizzatore non è solo quello di portare un evento agonistico di alto livello, ma un evento che sia anche molto sentito e legato al territorio. No, è totalmente legato al territorio, quindi tutti gli sci club della nostra regione sono coinvolti perché sono loro il vero nostro motore, il volontariato, senza di loro faremo poco o nulla, quindi tutte le località saranno partecipi con i loro sci club, con il loro volontariato, con la loro capacità tecnica per fare un grande evento, per fare un Super EIOF 2023. E adesso ci colleghiamo con Daniele Paroni per sapere di che cosa parlerà questa sera nella puntata dello Scrigno in onda alle 21 e che sarà trasmessa in diretta da Villa Otellio ad Aris di Rivignano.
Grazie della linea, siamo in un luogo che va definito magico, siamo nel magazzino del sale di Villa Otelio e siamo a Aris di Rivignano, da dove stasera trasmetteremo la puntata dello Scrigno, perché da queste parti ci sono persone di grande iniziativa e perché hanno creato, e lo ha creato il gruppo recreativo Dring ed Elaide, un film, Friul Baby Criminals. Ci sono degli ospiti, anzi dei protagonisti importanti, il prete, il sacerdote del paese, il sindaco di Rivignano Teor, Elisa Zatti. Perché è speciale questa vostra produzione? E dobbiamo dirlo, ci sono le nuove generazioni alla tua destra. Allora, questa produzione per noi è speciale perché racchiude ciò che è l'essenza della nostra comunità di Rivignano Teor. Quindi condivisione, bei paesaggi, accoglienza e soprattutto il futuro. Infatti qui ci sono gli attori protagonisti di questo film che sono entrati da non molto nel gruppo Dring ed Elaide e sono veramente per noi una scommessa sul futuro. Parleremo di questo allo Scrigno. Sindaco, è stato facile o difficile interpretare il ruolo? Beh, dovevo interpretare in sostanza me stesso, quindi tutto sommato facile, anche perché concordo sull'obiettivo di questo lavoro, che è quello di, divertendosi, promuovere il nostro territorio raccontando storie, aneddoti, persone e soprattutto luoghi suggestivi. Questo è l'altro regista della trasmissione che andremo a conoscere questa sera, vi ricordo ancora alle 21, e il buon Monsignor Brida che cosa mi dice? Tu ti adegui sempre? Ma io sono una semplice comparsa, però mi sono divertito molto e gli obiettivi e gli scopi di questo film sono stati proprio per unire, e quando c'è da unire io ci sono sempre. Dicevo dell'altro regista, come si è comportato Monsignor Brida? Devo dire la verità, molto bene, perché ha vestito un doppio ruolo. Nella prima ha dato la voce ad un crocefisso in una scena simile a Don Camillo, e quando gliel'abbiamo proposto ha detto: se l'ha fatto Fernandel posso farlo anch'io. E nella scena finale, che però non sveliamo perché altrimenti sveliamo troppo, assieme al sindaco c'è un'unione di Chiesa e di Stato contro alcuni di questi criminali, e lì quindi c'è una coesione ulteriore tra la religione e la politica nel punire questi criminali, quindi è stato eccezionale. È una scena, quella finale, stile Far West, che lo vede protagonista, molto bella. Bene, non vi sveliamo altro, grazie al nostro Paolo Bassi, io restituisco la linea allo studio dandovi l'appuntamento questa sera alle 21, arrivederci. Grazie Daniele, a voi la linea termina qui, vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon pomeriggio.